Miei cari amici, buongiorno e buon martedì 9 giugno 2020 e si parte col nuovo oroscopo. Però prima di andare con la lettura dell'oroscopo andiamo con la solita raccomandazione per coloro che vogliono una consulenza riservatamente col sottoscritto, una consulenza di cartomanzia, di veggenza, di sensibilità. Potete contattare i numeri che vedete sopra impresso nello scrollo. Il costo del consulto, per essere chiari, è di 30 euro. Ok? Quindi per coloro che vogliono una consulenza possono contattarmi riservatamente e privatamente. Per coloro invece che hanno seri problemi di ordine sentimentale, nel senso che magari sono stati lasciati dai propri compagni, magari il proprio compagno è andato via con un'altra donna, volete che torni da voi, lo volete far impazzire per voi, mi occupo anche di questo, di ritorni e legamenti d'amore. Sempre chiamando a questo numero che vedete nello scrollo, mi spiegate la vostra storia, io analizzo il caso e vi dirò come è possibile intervenire, quali sono i costi e la tempistica, ok? Allora andiamo con l'oroscopo del giorno, martedì 9 giugno 2020. Ariete, siete fortunati, la persona che vi sta accanto vi aiuterà molto sotto ogni punto di vista. Se invece siete single e in cerca della vostra anima gemella, sicuramente avete bisogno di una persona completamente diversa da voi. Un nuovo amore potrebbe essere dietro l'angolo. Auguri. Quindi per voi coppie, oggi avete come collaboratore sentimentale la persona amata, vi sarà accanto, vi coccolerà, quindi oggi sarà una giornata positiva per voi e anche per i single. Sul lavoro oggi non limitatevi solo a fare il vostro, osservare gli altri aiuterà a migliorare, quindi rubate il mestiere, si usa dire, rubando il mestiere, guardando si ruba il mestiere e si migliora sempre di più. Toro, state vivendo un periodo di malinconia, quindi siete malinconico, non vi va di fare niente, è come se vi mancasse qualcosa, non sapete nemmeno voi cosa volete questa mattina e cosa non volete, quindi state molto confusi, quindi malinconia è la vostra amica. Vi capiterà di pensare ad amori passati, quindi pensate agli amori che avete avuto, il bello che avete passato e così via. Oggi sarete presi da momenti a marcorda. Se così fosse, è giunto il momento di fare un passo definitivo. Schiaritevi le idee, ok? Lavoro, siete molto impegnati, avete tanti progetti da portare avanti, siate clementi e non prendetevela se qualcosa vi va storto. A da passare, come si usa dire. Lavoro, siete molto impegnati, avete tanti progetti da portare avanti, siate clementi e non prendetela se qualcosa vi va storto. Ve l'ho ripetuto così cercate di memorizzare meglio la cosa e non fate gli errori che vi ho consigliato. Gemelli, le stelle oggi sono dalla vostra parte e in questa giornata Venere sarà talmente favorevole da rendervi più belli. Oggi sarete affascinanti, sarete più belli come dice il vostro oroscopo, ma bisogna anche sapere quello che si vuole fare, perché voi vorreste incendiare il mondo, però non sapete da dove iniziare. Sicuramente questa particolare bellezza vi darà uno slancio in più nelle nuove frequentazioni, quindi diventerete più positivi agli occhi degli altri. Lavoro, gli impegni sono tanti, ma oggi siete di buon umore, per cui non darete troppo peso al tempo dedicato al lavoro. Relax al massimo. Cancro,
La giornata sarà soddisfacente perché finalmente riceverete delle conferme da parte di qualcuno. Quindi la giornata appena mattinata sarà un po', la vedrete un po', ma poi man mano cambierà, avrà una svolta positiva. Ritroverete quella fiducia persa in un rapporto che a questo punto potrà essere vissuto nel pieno dei sentimenti senza paura. Lavoro, forse qualcuno vi pressa da un po'. Oggi nessuno dovrà pretendere troppo da parte vostra. Leone, oggi la luna sarà in opposizione, ma non sempre questo è un aspetto negativo. Se da un po' di tempo state cercando quella fiducia persa nei confronti del vostro partner, arriveranno finalmente delle risposte positive. Lavoro, avete dei progetti importanti in mente e è arrivato il momento giusto per crederci fino in fondo. Vergine, non siete in un periodo sentimentale semplice, un po' incarbugliato, soprattutto se avete chiuso una storia da poco. Voi pensate spesso e volentieri a quella persona che ormai fa parte del vostro passato. Vi dovete dare una calmata e iniziare tutto da capo. È giunto il momento di guardare avanti. Lavoro, qualcuno oggi deciderà di mettervi alla prova. Non perdete l'occasione per dare delle dimostrazioni, anche per far vedere voi chi siate. Bilancia, amore, oggi siete propensi a passare del tempo col vostro partner. Vi siete svegliati con la voglia di stare un po', di passare una giornata con lui. Avete voglia di godervi appieno ogni singolo momento del vostro amore. Questo martedì le stelle vi bacieranno. Se siete single potrebbero arrivare buone nuove anche per voi. Lavoro, vi sentite finalmente bene anche sul posto di lavoro. Non perdete il vostro equilibrio. Scorpione, giornata travagliata in amore. Avete bisogno di ulteriori conferme da parte della vostra dolce metà della mela. Le risposte giuste arriveranno dal vostro cuore. Ascoltatelo sempre, è l'unico che vi può consigliare. In arrivo un messaggio che vi farà piacere, o tramite WhatsApp oppure su SMS, un messaggio. I single sono pronti a trovare l'anima gemella. Lavoro, è da un po' di tempo che avete voglia di modifiche e cambiamenti. Pensateci bene. Sagittario, se state vivendo un periodo particolare in un rapporto, è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Un chiarimento servirà a rinvigorire il rapporto di coppia. I single troveranno una bella sintonia con una vecchia conoscenza. Auguri. Lavoro, se è da poco tempo che avete trovato impiego, qualcuno finalmente riuscirà a capire le vostre qualità. Capricorno, oggi sarete baciati dalle stelle. Bellissima giornata per voi. Se vi piace una persona potete anche fare il primo passo. Se siete decisi e volete vivere appieno i vostri sentimenti, fatelo perché è la giornata favorevole. È senz'altro la giornata giusta per dare delle dimostrazioni ed emozioni. Lavoro, in questa giornata vi impegnerete particolarmente a portare a termine i vostri progetti. Acquario, per voi potrebbe esserci un impegno importante in vista, finalmente apprezzerete di più voi stessi e quindi anche chi vi sta di fianco. Le stelle sembrano fare il tifo per voi. Oggi potrebbe essere un giorno molto speciale, prendetela a volo.
Lavoro, mettete tutto il vostro impegno negli impegni dell'immediato, ci sarà sempre tempo per pensare al futuro. E infine il segno dei pesci, è arrivato il momento di vivere le emozioni. Se in una relazione qualcosa non va, potete sempre trovare un punto comune. Cercate in ogni modo di mettere da parte orgoglio e paure. Lavoro, oggi forse sarete un po' stressati, forse è il momento di concedersi un momento di puro relax. Bene, anche oggi abbiamo terminato la lettura dell'oroscopo del giorno martedì 9 giugno 2020. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese attenzione ed ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani col nuovo oroscopo. A tutti quanti voi, che le stelle siano sempre con voi.